Edizione del pomeriggio per quanto riguarda il nostro audiogiornale, dunque un cordiale saluto amici e amiche all'ascolto. I carabinieri hanno scoperto e sequestrato 40 kg di cocaina per un valore complessivo di 10 milioni di euro. La sostanza era nascosta in un serbatoio di carburante montato su un camion il cui autista, un cittadino sloveno, 46 anni, pregiudicato, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era entrato poco prima in Italia attraverso l'ex valico confinario di Sant'Andrea in direzione dell'A4. La sostanza rinvenuta ha dimostrato un alto grado di purezza che porta a valutarne il valore sul mercato finale, dopo il taglio, a una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Secondo i primi accertamenti dei militari dell'Arma di Gorizia, la droga proverrebbe dal mercato del nord Europa ed era forse destinata a piazze di forte consumo come Milano e il nord Italia in genere. Nelle ultime 12 ore sono stati rintracciati a Trieste circa 140 migranti irregolari che hanno attraversato i punti diversi sul Carso al confine con la Slovenia. I migranti sono arrivati in momenti diversi a partire dalle 4 della notte scorsa. A giungere per prima è stato un nutrito gruppo di 70 persone intercettato dalla Polizia di Frontiera di Trieste nella zona tra Pese e Basovizza. Successivamente gli agenti della questura hanno individuato altri migranti giunti alla spicciolata. 3 sono stati notati nella zona di Basovizza, poi altri 9 e ancora 6 e così via. Tutti i migranti hanno dovuto espletare la formalità di rito, poi verranno distribuiti in varie strutture, tra cui le tende su indicazione della prefettura, dove dovranno trascorrere il periodo di quarantena obbligatoria. Sono 1.899 le persone controllate nella giornata di ieri dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Di queste 25 sono state sanzionate per inosservanza, e quanto emerge dai dati diffusi dalla prefettura di Trieste. Durante le verifiche una persona è stata denunciata per aver violato la quarantena ed essersi allontanata dalla propria abitazione pur essendo risultata positiva al Covid-19. Una persona è stata denunciata per falsa attestazione, mentre altre 21 sono state denunciate per altri reati. Sempre nella giornata di ieri le forze dell'ordine hanno controllato 973 esercizi commerciali in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sempre sostenuto l'urgenza di aperture anticipate rispetto all'agenda della fase 2 del governo, ma per troppe imprese 2 mesi di lockdown sono stati devastanti. Lo sostengono Giovanni D'Apozzo, presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia, con i colleghi di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Alberto Marchiori e di Trieste Antonio Paoletti. Il presidente della regione ha accolto la nostra richiesta di fare pressing a Roma ed è riuscito a portare a casa una buona mediazione, ma servono al più presto iniezioni di liquidità a fondo perduto. Inoltre, ridurre le presenze nei locali pubblici di oltre il 50% significa costringere la maggior parte degli imprenditori a trovare più convenienza nel tenere chiuso nell'attesa che passi la tempesta. È necessario che i protocolli, che ci verranno dettati dal governo, tengano conto degli spazi e dei modi in cui svolgere il lavoro del commercio, del turismo e dei servizi. Infine, l'apertura delle frontiere. Fondamentalmente che le istituzioni riescano a favorire la riapertura dei canali diretti da Austria e Germania. Udine renderà omaggio al grande scrittore friulano Carlos Gorlon, dedicando alla sua memoria una statua all'ingresso della Biblioteca Civica Ioppi, luogo prediletto dei suoi studi umanistici. A tal fine la Giunta Comunale, nella seduta odierna, ha approvato il testo del bando sulla base del quale si procederà all'individuazione dell'artista che eseguirà l'opera. Sarà possibile inviare il materiale alla commissione esaminatrice entro il 3 luglio prossimo. La documentazione dovrà comprendere il curriculum del candidato, una rappresentazione grafica dell'opera, una versione prospettica d'insieme dell'installazione in formato A2, una realizzazione illustrata di massimo 4 facciate e un bozzetto in scala 1:10, che verrà esposto, se selezionato dalla Commissione, a Palazzo d'Aronco per essere valutato in forma anonima dal pubblico. Non ci sono altre notizie, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento poco prima della mezzanotte per la seconda edizione odierna, aggiornamenti comunque nel corso della giornata attraverso le nostre pagine social collegate a friulitv.net.